Io cari amici sono contento e convinto di una cosa, più contento che convinto che di queste serate a livello umoristico e soprattutto professionale vi auguro di goderne sino a 120 anni della vostra vita. Io non vi dico il numero, vi dico 120 anni della vostra vita. È il mio augurio più sincero che possa pervenire nei vostri cuori. Non rigradite 120 anni, volete morire subito. Ecco qua, così si risponde. Io vi faccio un complimento e voi con un battito di mano dite grazie Gavino, hai ragione. Sì. Gavino. Consiglio di amministrazione, per favore. Circolo Raggio d'Oro devo ringraziare tutti gli intervenuti. Come ha detto Gavino prima, avremo altre serate. Molti ci hanno criticato che queste serate erano troppe, che forse non andavano. In questo momento le critiche sono cadute perché siamo in questo momento più incoraggiati di prima ad andare avanti. Faremo le 4 serate. Ringrazio questo ringraziamento personale ai cantanti, questo personale, dirò il perché, a questi ragazzi, cantanti sardi, che almeno al sottoscritto l'hanno portato indietro di 50 anni, perché io 50 anni fa andavo ad ascoltare loro. Comunque non solo me, penso che tutti noi, sia il presidente del Raggio d'Oro, sia il signor Sanna, uno dei più anziani, e tutti gli altri anziani, ci hanno riportato indietro. Li sentiremo ancora, grazie. Intanto prima di chiudere, cari amici, voglio ricordarvi che sabato 1° marzo ci sarà un'altra favolosa e bellissima serata, la quale sarà presentata dal collega Alfredo Nieddu. A me non mi vogliono più a noi, comunque pazienza. E adesso, visto e considerato che, dicevo come ho detto prima, l'artista deve avere un ricordo, no? Abbiamo avuto il grande piacere di avere qui con noi un'artista femminile, la quale a noi ci collabora in un modo particolare, in un modo che noi ci rivolgiamo a Cinzia Bui e Cinzia ci risolve qualsiasi problema dal lato artistico. Il presidente del Circolo Raggio d'Oro, Nino Sava, consegna la bravissima Cinzia Bui di candeliere di ricordo a questa magnifica serata, augurandole ogni bene e tanta felicità e buon percorso professionale. Adesso è la volta del segretario del circolo, Candelabro. Prendi questo. No, prendi questo, lascialo lì. Visto che Franco De Sena è per la prima volta presente nel Circolo Raggio d'Oro, al quale le portiamo l'augurio migliore della nostra città di Sassari, che risale al 14 agosto, festa dei Candelini. A lui vanno i vostri migliori auguri di prosperità e di buon lavoro nella sua vita. A Franco De Sena è un grazie particolare, appunto lo do dopo per la mia manina. Altro? È arrivata l'ora del più piccolo. Lui ci tiene, vabbè, non ti preoccupare.
particolare simpatia, vedete, zio e nipote. Con grande piacere abbiamo avuto il gusto di avere forse il più piccolo artista della nostra Sardegna, il più piccolo cantante, cioè un colui che va nei cuori delle donne, nei cuori dei maschietti, nei cuori degli anziani, soprattutto dei giovani, perché dove va lui c'è gente, forte, lungo, tutti assieme. Un caloroso applauso a Franceschino De Muro. E adesso è arrivata l'ora dei tasti. È arrivata l'ora dei tasti, a lui il compito del signor Presidente. No, io non posso offrire niente perché non ho soldi e se no poi me lo fanno pagare. Offritegli voi, così voi pagate voi. No? Ecco, sempre il Presidente, visto che questa sera è rimasto da solo quasi, c'era il suo segretario Pietrino Vitalis, al quale ringraziamo della sua presenza e della sua stretta collaborazione per il buon mantenimento di questa serata, e quindi il Presidente Nino Sava consegnerà al bravissimo fisarmonicista di Ossi, il più alto fisarmonicista della nostra Sardegna, Nino Sava Giuseppe Cuveddu. Ehi. Si dice che il canto sardo è nato da molti anni, è nato con chitarre. Noi ricordiamo i vecchi nostri chitarristi, non è il caso di dirvelo perché ci piangono il cuore, ma purtroppo nasciamo e dobbiamo anche morire. Ma questa sera ha veramente dimostrato di essere all'altezza del suo compito, accompagnando con fantasia, generosità e soprattutto professionalità i nostri tre magnifici, che io li giudicherei sotto forma operistica. Verdi ha fatto 3 opere, Traviata, Trovatore e Rigoletto, 3 che cantavano e 2 che suonavano. Questa sera ha veramente dimostrato che professionalmente è all'altezza del suo compito, e anche a lui vanno i vostri migliori auguri di continuare ad essere presente nelle migliori piazze della nostra Sardegna, in Italia, perché no, anche all'estero. A bravo chitarrista Bruno Maludrotto. Nino Di Bona, che con le sue spese, con i suoi sacrifici, ha messo a nostra disposizione la sua amplificazione, e quindi giustamente non poteva non mancare a lui anche il nostro ricordo. Nino Di Buono ha detto. Beh, sono tutti e due arrivato con la spalla, se vado da solo non possono picchiare, invece vado col più gorilla, è anche giusto. Quindi un particolare grazie a Gianluca, perché voi tutti me lo insegnate, se non c'è amplificazione il canto e il suono non si sente. Grazie particolare all'amplificazione di Nino Di Buona e a Gianluca. Arrivato a questo punto ci è rimasto l'ultimo. Secondo voi a chi va questo? Al presentatore, che ha risposto così, è molto intelligente. Grazie Silvestro, quindi anche a me per questa serata è stato consegnato un ricordino, al quale penso che ve lo meriti forse. Voi cosa ne dite? Grazie. Grazie dal Presidente. E vi auguro di poter essere più numerosi sabato 1° marzo 1997. Cari amici, se abbiamo sbagliato qualcosa chiediamo scusa, però abbiamo cercato di darvi il massimo di quello che potevamo. Da parte mia personale, Gavino De Montisi, di Cinzia Bui, Franceschino De Muro, Bruno Malodrotto, Giuseppe Cuveddu, Franco De Sena e tutto il Consiglio di amministrazione, nonché il nostro Presidente, nel ringraziarvi di essere partecipi a questa serata, nel augurarvi di avervi più numerosi sabato prossimo, non mi rimane altro che augurarvi la più cordiale e sincera buonanotte. Grazie.